Fatta la legge, trovato l'inganno, mai adagio fu così calzante per la 104 che il legislatore italiano sfornò nel 1992, con un obiettivo certamente importante, quello di favorire nell'ambito della mobilità dei lavoratori quanti sulla base di una serie di accertamenti abbiano stretti parenti con malattie invalidanti e affetti da patologie tali da essere dichiarati handicappati gravi. Lo spirito della normativa non è quello di negare le agevolazioni spettanti ai cittadini veri invalidi da parte della legge 104/92, ma di evitare che falsi invalidi possano approfittare di tali benefici compiendo innanzitutto un reato e una truffa ai danni dello Stato e dei cittadini italiani, truffa che diventa una vera negazione del rispetto del diritto altrui. A beneficiare soprattutto in provincia di Agrigento insegnanti, operatori, dirigenti pubblici che in tal modo in graduatoria al momento dei trasferimenti superavano altri concorrenti magari avanti nel punteggio ma che non avevano il bonus della 104 rimanendo indietro per anni. E così in provincia di Agrigento negli ultimi anni si è registrato un numero davvero alto di persone invalide affette da patologie insomma con gravi handicap. Nel tempo sono scattate le prime segnalazioni anonime, poi seguite da vere e proprie denunce alla Procura, al Ministero dell'Istruzione e ai sindacati. E così la Procura di Agrigento ha deciso di accendere i riflettori sull'intera questione 104, delegando le indagini agli agenti della Digos della Questura. Nel marzo scorso i primi blitz sia nell'azienda sanitaria provinciale che nella sede dell'INPS. Numerosi gli incartamenti portati via riguardanti pratiche di invalidità civile nel periodo relativo all'ultimo biennio. L'ipotesi di reato poi riscontrata con l'operazione di oggi è irregolarità nel riconoscimento dell'invalidità civile a persone che invece non ne avrebbero avuto diritto.